Gentili telespettatori, bentrovati dalla redazione di TPN Veneto. E adesso parliamo delle elezioni a Portogruaro perché ci è arrivata una nota di Angelo Tabaro, candidato del PDL della lista civica UDC, e anche dei pensionati. Candidati catapultati è l'ultimo tormentone, dice Tabaro, di una campagna elettorale che, per quanto noi ci sforziamo di impostare su contenuti e programmi, il sindaco uscente, forse a corto di argomenti, vuole a tutti i costi spostare sul piano della rissa. È veramente sconsolante, vederlo ripercorrere polemiche così strumentali e appoggiate sul nulla. È offensivo definire la mia candidatura a sindaco come catapultata da Venezia. Questo progetto è nato oltre un anno fa da un gruppo di cittadini appartenenti a diversi ambiti politici e solo in queste settimane sta incassando, dopo l'appoggio del PDL, anche quello di Lega Nord, socialisti, pensionati e UDC. La mia famiglia è di Portogruaro, dice Tabaro, dove io ho sempre vissuto e da 40 anni faccio politica. Di sicuro sono più legato alla storia del nostro comune di quanto lo sia Bertoncello, catapultato lui sì da Caorle. Trovo offensivo per i nostri concittadini poi rilanciare sui progetti di annessione di San Donà verso il portogruarese.